Si sono concluse poco dopo le 15 le operazioni di recupero del corpo di Luigi Mereu, lo speleologo 32enne di Nuoro, deceduto in seguito ad una rovinosa caduta all'interno del complesso carsico di Subentu, situato nella valle di Lanaito a Oliena. Le operazioni sono state condotte da 30 tecnici del soccorso alpino specializzati nel recupero, che hanno utilizzato speciali dispositivi di trasporto su corda per far passare la barella attraverso i pozzi e le strettoie che conducono all'uscita dalla grotta. Mereu faceva parte del gruppo Grotti di Nuoro, era impegnato insieme ai suoi colleghi nel recupero delle attrezzature utilizzate nel campo CAVES, allestito dall'Agenzia Spaziale Europea per l'addestramento degli astronauti, cui l'associazione nuorese aveva fornito il supporto logistico. Della missione faceva parte anche l'astronauta italiano Luca Parmittano. L'incidente è accaduto attorno alle 22:30 di ieri sera. Mereu stava percorrendo un traverso a circa 700 metri dall'imboccatura del Subentu, quando per cause che dovranno essere accertate è precipitato per 20 metri. L'impatto col terreno gli ha procurato ferite gravi. I compagni hanno subito lanciato l'allarme. Una squadra del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico si è recata sul luogo dell'incidente. Il medico specializzato per interventi di emergenza in grotta ha subito attivato le procedure di medicalizzazione, ma la gravità delle lesioni subite in seguito alla caduta hanno provocato il decesso dello speleologo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno informato l'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno ha dato l'autorizzazione al recupero della salma di Luigi Mereu. In città la notizia della morte dello speleologo si è diffusa rapidamente, dal momento che il giovane e la famiglia, titolari di una concessionaria, sono molto conosciuti. Lo speleologo da anni faceva parte del gruppo Grotte, col quale tante volte aveva partecipato a spedizioni all'interno della grotta del Subentu, un percorso che conosceva bene. Anche per questo dovrà essere l'inchiesta a chiarire le esatte cause dell'incidente.